La campagna era abitata da contadini in povere case dal tetto di paglia, era abitata da frati nei loro conventi, da signori nei loro moniti castelli. Ma sono parole degli architetti e dei pittori naturalmente, quindi come tali bisogna prenderle come se fosse una confessione loro. Certo, l'insieme ognuno ne prende un aspetto, apre il proprio animo a un sentimento di ammirazione e quello che c'è dentro dipende dalla sensibilità, dipende dall'apertura di queste persone, arricchisce indubbiamente lo spirito. Sono le parole di Palladio, di Scamozzi e degli altri architetti che le hanno concepite a risuonare nell'aria, scandite dall'intensa voce dell'attore Ugo Pagliai, le volontà degli artefici delle grandi ville che da secoli impreziosiscono il paesaggio veneto prendono corpo in forma di racconto, svelando a chi ascolta più di qualche segreto. Non mi stanco mai, quando vengo nel Veneto, di soffermarmi, di visitarle, anche perché ho la possibilità di avere anche degli amici che posseggono queste ville e quindi sono ben felice di ritornare ad ammirarle. La cosa bella, per quello che io ho potuto vedere, è che sono tutti partecipi perché queste opere d'arte stiano ancora in piedi, ben sostenute dall'amore e dall'affetto dei vicentini e naturalmente padovani, veneziani, friulani. È anche così, declinato nella forma del reading letterario, che il Festival delle Ville Venete, giunto quest'anno alla sua 6ª edizione, ha permesso di valorizzare il patrimonio culturale e architettonico rappresentato da queste antiche dimore. Abbiamo 60 luoghi che si sono aperti dagli inizi di settembre fino a fine settembre, con tantissimi eventi, con tantissimi momenti di riscoprire quella che è l'arte, la cultura, ma anche l'armonia di poter vivere all'interno di queste dimore. Come giustamente ha ricordato l'onorevole professor Sgarbi nel suo intervento di apertura, e come poi altri momenti all'interno della villa, all'interno di questo festival noi abbiamo vissuto. Ricordo ad esempio l'intervento del professor Pagliai, ricordo la possibilità di un bellissimo musical a Rovigo, ma tanti altri momenti dove l'arte ha incontrato la vita all'interno della villa. Questo festival ha questa importanza, questa valenza di valorizzare soprattutto le ville private, perché non dimentichiamo che i padroni, i proprietari fanno molta fatica a mantenerle in piedi, anche se sono aiutati dall'istituto, sono aiutati economicamente dalla Regione Veneto, però insomma bisogna fare in modo che queste grandi opportunità, questi grandi tesori aprano le porte a tutti quanti e soprattutto facciano conoscere la loro integrità morale, perché sono padroni che hanno una forte integrità morale, perché sono legate a un bene che non è un bene soltanto personale, ma un bene collettivo dell'umanità. Guardi, io farei proteggere dall'UNESCO tutte le ville venete. Ad ospitare la serata di letture niente meno che un gioiello di fine Settecento, Villa Cordellina Lombardia a Montecchio Maggiore, oggi proprietà della provincia di Vicenza, costruita dall'architetto Giorgio Massari nel 1735 per volontà di Carlo Cordellina, importante avvocato della Serenissima. Nel salone d'onore la villa vanta affreschi di Giambattista Tiepolo. Il festival, che si è tenuto dal 13 al 21 settembre, anche quest'anno ha avuto carattere itinerante, coinvolgendo diverse dimore in rappresentazioni teatrali, spettacoli di danza e mostre d'arte. Esperienza sicuramente positiva, noi abbiamo visto tantissime persone che sono state interessate a questo evento, un grazie particolare alla Regione Veneto che è stata una delle nostre sostenitrici in prima persona, in particolare al Presidente, al Vicepresidente, ai vari assessori con i quali collaboriamo durante tutto l'anno, e alla Regione Friuli con le quali abbiamo organizzato proprio un evento in quella regione. E poi non bisogna dimenticare le associazioni dei privati, in particolare
particolare all'Associazione Ville Venete Castelli e le dimore storiche, perché assieme a loro siamo riusciti a portare un festival, diciamo, che è diventato veramente importante, non solo per il Veneto credo, ma anche per l'Italia. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia le ville venete sono più di 4.000, dimore che hanno bisogno di cure specifiche e che oggi a pieno titolo si candidano ad essere fulcro di un nuovo turismo culturale. E sappiamo che il turista normale spende dai 65 ai 75 euro al giorno, il turista culturale spende dai 135 ai 145 euro al giorno. Io credo che riuscire a promozionare sempre di più questi gioielli che la storia ci ha dato può far sì a portare anche incremento economico al territorio. Sviluppare un marketing territoriale mirato ed attirare nuovi capitali sono dunque due obiettivi di primaria importanza che l'Istituto Ville Venete, in collaborazione con la Regione, intende raggiungere partecipando al progetto europeo Cultema, che si propone di valorizzare le ville con l'opportunità di utilizzare investimenti privati. Il progetto è stato presentato proprio a Villa Cordellina Lombardi in concomitanza con il premio Ville Venete per l'Europa. Premio molto importante di 250.000 euro che si divide su 3 bandi per 3 filoni, che riguarderà sia la progettazione che il restauro di ville, possono essere pubbliche, private o aderenti a Cultema, e per progettazioni innovative in vari settori, dall'energia alla sostenibilità, alla multimedialità, alla bioarchitettura o l'architettura in genere. Per cui noi siamo convinti che sempre di più le ville possono diventare un punto di riferimento all'interno non solo della nostra regione, ma anche di una strategia economica per il Veneto.